Buongiorno e ben trovati. Oggi è lunedì 9 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 17:35. La luna si leva a mezzanotte e 56 e cala alle 10:27. Oggi la chiesa celebra Santa Pollonia. Il nome Pollonia viene dal greco e vuol dire dedicata ad Apollo. Oggi 9 febbraio sarà possibile assistere all'evento sportivo più seguito e celebrato negli Stati Uniti e probabilmente nel mondo. Stiamo parlando della 60ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League, che comprenderà inoltre un concerto di mezz'ora con performance di artisti di fama mondiale e decreterà il campione della stagione 2025. Se siete appassionati di fumetti, oggi celebriamo due star mondiali dell'universo Marvel, nate proprio nello stesso giorno. Iniziamo con Michael B. Jordan, che oggi compie 39 anni. Celebre per il suo ruolo di Creed nel film spin-off di Rocky, ma l'attore è anche famoso per il suo ruolo di Killmonger nei film di Black Panther. Passiamo poi a Tom Hiddleston, l'interprete di Loki, che oggi spegne 45 candeline. È noto per la sua interpretazione della miniserie televisiva The Night Manager del 2016, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy come il miglior attore e ha vinto un Golden Globe come miglior attore in una miniserie. E infine un caloroso augurio a un altro grande attore americano, Joe Pesci, che oggi compie 83 anni. È noto principalmente per l'interpretazione del mafioso italo-americano Tommy DeVito in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, ruolo che gli valse nel 1991 il premio Oscar come miglior attore non protagonista. Ha recitato in altre 3 pellicole di Scorsese, Toro Scatenato, Casino e The Irishman nel 2019. Per quest'ultimo film ha ricevuto una candidatura per un terzo Oscar, sempre come miglior attore non protagonista. L'iniziativa fu di uno studente di Harvard, Dwight Finley Davis, grande amante del tennis. Il torneo a squadre da lui ideato debuttò a Boston. La prima edizione della Coppa Davis fu vinta negli Stati Uniti. In palio la famosa insalatiera d'argento pesante quasi 200 kg. Di cosa si occupa l'ingegneria genetica? Si tratta di quella branca dell'ingegneria che studia la modificazione genetica in piante e animali. In molte parti del mondo il suo uso è controverso, anche se spesso si sostiene che sia l'unico modo per nutrire una popolazione in costante crescita. Sapete che il primo prodotto geneticamente modificato messo in vendita fu un pomodoro? L'ultima volta è apparsa il 9 febbraio del 1986. La cometa di Halley, avvistata a partire dal 240 a.C., è chiamata così in onore di un astronomo inglese. È passata dal sistema solare scortata dalla sonda europea Giotto, che ha studiato la sua coda di gas. Per vederla di nuovo bisognerà aspettare il 2061. Il modo di dire "non c'è trippa per gatti" significa che non c'è niente da fare o da mangiare, che la situazione è disperata o miserabile. L'origine di questa espressione è incerta, ma si ritiene che derivi dal fatto che la trippa era considerato un alimento povero e scadente e che veniva dato ai gatti solo quando non c'era altro disponibile. Quindi, se non c'è nemmeno la trippa per i gatti, significa che non c'è proprio niente. Il matto di oggi è un personaggio davvero affascinante, Paul Wittgenstein. Le informazioni che abbiamo su Paul ci arrivano grazie a Thomas Bernhard, che ha condiviso con lui il reparto psichiatrico. Paul è un personaggio unico nel suo genere, un uomo di vasta e profonda cultura, capace di fare discorsi filosofici raffinati. Tuttavia è anche una persona fragile, con una sensibilità esasperata e preda di crisi psicotiche sempre più frequenti. Bernhard è affascinato da Paul e lo considera proprio il suo alter ego. Li unisce la malattia, un amore e odio nei confronti di Vienna e una critica feroce e un disprezzo verso la borghesia austriaca. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. I limiti del mio linguaggio costruiscono i limiti del mio mondo. Abbiate sempre curiosità e voglia di conoscere culture diverse dalle nostre, leggendo un buon libro, imparando lingue straniere o soprattutto viaggiando. Noi ci rivediamo domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, non mancate. Una buona giornata dalla vostra Jaire.